buonasera. Come avete sentito, sono previsti dei forti tagli sul trasporto pubblico locale e la regione più bastonata sembra che sia il Veneto. Ecco, ci domandiamo come mai il sottoscritto lo ha chiesto a Danilo Scatolin del sindacato USB Trasporti di Mestre. Sentiamo questa interessante intervista, poi si parlerà anche di altro. Vediamo. In breve, perché questo passaggio in USB? Beh, il passaggio in USB era indispensabile per difenderci dagli attacchi che stanno provenendo da tutte le parti per tentare di eliminare tutto il sindacalismo di base. Quindi l'unione delle forze di alcuni sindacalismi, di sindacati di base per rafforzare di più la nostra voce all'interno del sistema, insomma, che altrimenti non avrebbe resistito. Quindi questo fa capire un po' che siete un sindacato scomodo per tutti questi attacchi che avete ricevuto. Certamente sì, un sindacato che non si ferma davanti a niente o alle difficoltà, ma tenta di dire sempre la sua e di portare il proprio contributo per migliorare le cose. Molto spesso questo non viene capito. Ecco, veniamo quindi al tema di questa puntata, cioè parliamo dei tagli, ci sono previsti dei tagli al trasporto pubblico locale in tutta Italia, si parla di circa 50 milioni di euro, però il Veneto è abbastanza bastonato. Sì, contrariamente a molte altre regioni che hanno deciso di fare il taglio sull'ordine del 5, 7, 8% al massimo, la Regione Veneto ha deciso di mantenere il taglio al 30% del trasporto pubblico locale e questo è un disastro per la città, per tutte le città, per tutto il trasporto pubblico è un disastro perché un taglio di queste dimensioni comporterebbe non solo un aggravio e quindi un aumento dei biglietti, un aggravio dei costi per il trasporto, ma sicuramente mette in discussione anche posti di lavoro perché un taglio di questa consistenza vuol dire mettere in discussione anche dei posti di lavoro che per ACTV, parlo per ACTV che conosco meglio, sarebbe nell'ordine di quasi 500 persone e non si tratta di poco. E quindi noi faremo di tutto cercando di coinvolgere anche le altre organizzazioni sindacali per contrastare questa scelta che riteniamo sia ingiusta anche perché la Regione Veneto è una delle regioni che ha sempre mantenuto fede agli impegni per quanto riguarda sai, costi ricavi che noi dovremmo stare all'interno del 35%. Noi siamo nell'ordine del 44%, tra il ricavo dei biglietti siamo nell'ordine del 40%, 44%. Quindi è incomprensibile ancora oggi questo taglio, che la Regione Veneto abbia fatto questa scelta e quindi faremo di tutto per contrastarla. Ecco, secondo te Danilo perché proprio il Veneto deve pagare di più? Così un pensiero mio personale, credo che ci sia una guerra intestina all'interno della Regione Veneto tra la Lega e il PDL. Quindi una questione politica. Secondo il mio punto di vista sì. Che chi ne fa le spese poi è sempre il cittadino, il lavoratore dipendente. Lavoratori e cittadini che dovranno pagarne le conseguenze di questa scelta politica incomprensibile. Ecco, con la questione del tram adesso è partito, ci sono stati alcuni incidenti, ho visto uno anche abbastanza serio, però per fortuna nessun ferito. Qual è la vostra opinione? E poi anche per quanto riguarda il taglio, l'eventuale taglio di posti di lavoro, c'è il rischio che con il tram poi molte corse sono state eliminate, che qualche autista si trovi in esubero? Beh, guarda, per il tram pur riconfermando tutta la nostra diffidenza nei confronti del tram, non tanto come mezzo di trasporto, perché sicuramente è un mezzo bello, pulito, confortevole, ma perché secondo noi era una scelta che andava misurata meglio, non era certamente utile alla città, una città come Mestre Venezia. Però detto questo, oggi il tram c'è, quindi bisogna far di tutto perché il tram arrivi a Venezia, arrivi a compimento la linea, altrimenti non riesce a pagarsi neanche i costi, perché i costi del tram sono enormemente superiori al costo di un autobus. Se un autobus costa 3 euro a chilometro, al tram siamo a un costo di dai 10 ai 12 euro per chilometro. Quindi se non arriva a Venezia, fino a che non arriva a Venezia questo non si paga
non si paga neanche le spese, quindi dovremmo far di tutto e spingere perché il tram arrivi a Venezia. Ecco, io ricordo che già negli anni 50 si riusciva tramite la filovia bianca, ricordo, no? Si arrivava a Venezia senza cambiare. Adesso nel 2000 siamo costretti a cambiare per arrivare a Venezia, no? Tutti coloro che partono da Faro Veneto, da Via Certo. Carpenedo, quindi via San Navia Carossa, ecco, mi sembra di aver fatto un passo indietro piuttosto che un passo in avanti. Sicuramente sì, e tenendo conto anche di un altro fatto, che ogni qualvolta noi proponiamo agli utenti un interscambio da in mezzo, una parte di questi utenti noi li perdiamo, perché non è più conveniente per un lavoratore, per uno studente che si deve recare a Venezia, fare il cambio vettura non solo per il disagio, ma anche per la perdita di tempo. Quindi, ripeto e ribadisco la necessità di portare questo mezzo al più presto a Venezia. Per quanto riguarda i tagli, tu accennavi prima ai tagli del personale. Al momento, così come è predisposto il tram, non ci sono tagli al personale. Se ne potrà parlare quando arriverà a Venezia, allora sì, il ragionamento sarà un po' diverso. Ma oggi come oggi, con l'interscambio, non ci sono tagli al personale. I tagli al personale avverranno se la Regione manterrà questo taglio ai finanziamenti, allora sì, dovremo preoccuparci. Insomma. Ecco, ultime due domande. La prima è questa di carattere più che altro tecnico. Secondo lei ci sono le condizioni, le minime condizioni di sicurezza nel far viaggiare un tram in mezzo al traffico, strade strette, ad esempio via Carrossa, e con tanti semafori, biciclette, pedoni, cosa ne pensa? Qua torniamo un po' alle difficoltà che noi abbiamo sollevato fin dall'inizio. Le strade è evidente che sono strette, in particolar modo via Carossa è una strada stretta. Eh, la scelta di far viaggiare il tram assieme alle vetture private, ai pedoni, alle biciclette non è certo una scelta felice, anche perché questo non fa che rallentare questi mezzi, sempre in mezzo non fanno che rallentare anche il tram stesso. Quindi il tram che era nato per velocizzare il trasporto pubblico locale, facendolo viaggiare insieme agli altri mezzi sicuramente non viaggia bene. Sulla sicurezza, come un autobus, credo le difficoltà che troverebbe un autobus le trova anche il tram, proprio perché le strade in via Carossa in particolar modo è stretta e questo si sa. Forse bisognava fare scelte diverse, ma ormai. Ecco, per quanto riguarda invece gli autobus in appalto, no? Che ci sono degli autisti con un contratto diverso dagli autisti di ACTV, e poi ho visto anche degli autobus abbastanza vecchi con dei problemi, a parte che devo dire io ci ho viaggiato, ci ho viaggiato spesso alla mattina, sono completamente freddi, non c'è riscaldamento, poi a volte piove anche dentro, ecco, vedo una scarsa cura di quei mezzi. Ecco, le prospettive, qual è la vostra posizione su questi appalti? Beh, noi non possiamo che ribadire quello che abbiamo già detto in altre occasioni. Il subaffidamento dei servizi è una scelta incomprensibile, una scelta scellerata dal nostro punto di vista, perché prima di tutto a nostro avviso non c'è nessun miglioramento del servizio e il risparmio economico che fa l'azienda è anche irrisorio. L'unica cosa che bisogna mettere in evidenza è che a questi subaffidamenti, a queste aziende di subaffidamento vengono dati i mezzi più vecchi, vengono affidati i mezzi più vecchi, quindi i mezzi con maggiori problematiche. Quindi ad esempio l'Imbus degli anni 80, per capirci, quindi versione Sicuramente, urbana ed extraurbana. certamente, quei mezzi là che hanno essendo i più vecchi, hanno anche più problemi di tutti gli altri. Accennava lei al riscaldamento, in particolar modo in queste giornate così rigide, è evidente che se non c'è una manutenzione continua e assidua, il mezzo, oltre a non funzionare bene, non può neanche riscaldare. Che il riscaldamento poi non è solo a riscaldare un po' l'ambiente e l'interno, ma serve anche per sbrinare i vetri, e quindi si hanno difficoltà anche a vedere all'esterno e creando difficoltà all'autista e alla guida, perché poi. Quindi emergono anche problemi di sicurezza. Sicuramente sì, perché l'autista che guida con il vetro ghiacciato oppure non sbrinato ha difficoltà anche a vedere bene all'esterno e quindi si mette in discussione anche la sicurezza non solo dell'autista ma anche dei passeggeri trasportati. Ecco, in finale le prospettive di USB. Beh, le prospettive di USB noi speriamo e auspichiamo che oggi si sono unite 3 organizzazioni sindacali, altre 2 organizzazioni sindacali di base
sono alla finestra e stanno vedendo un po', si stanno avvicinando, stanno aprendo il percorso per arrivare alla unione con questa nuova organizzazione, e speriamo che anche altre organizzazioni sindacali di base capiscono che è l'unico percorso da poter effettuare, e quindi fare in modo che questa diventi una vera organizzazione grossa, che possa comprendere tanti lavoratori. Quindi auspichiamo che i lavoratori ci aiutino in questo percorso e ci sostengono in questo percorso. Certo, grazie a Danilo Scatolin e buon lavoro. Grazie a voi. Ritorniamo in studio, ringrazio Danilo Scatolin del sindacato USB Trasporti per queste importanti spiegazioni, sempre molto disponibile nei nostri confronti, lo ritroveremo anche prossimamente se ci saranno altre novità. Ringrazio anche voi che ci avete seguito, a voi tutti i gentili telespettatori vi auguro una buona serata.